Inizia da qui, dall'inaugurazione della nuova ala del museo dedicato alla Grande Guerra a Roana, il raduno del terzo raggruppamento degli alpini, la Dunata Triveneta finalmente parte da una palestra della memoria, e questo è sempre un bel segnale. E dopo l'alzabandiera, dopo la resa degli onori all'Abaro e al gonfalone della città di Asiago, le penne nere assieme alle autorità sfilano, si spostano verso il sacrario dell'Aiten, dove riposano decine di migliaia di caduti della prima guerra mondiale, per la messa, la Santa Messa, per una nuova parte di questo importantissimo evento, il raduno del terzo raggruppamento, la Dunata Triveneta. Su questo vialone gli alpini sono già passati nel 2006 per la storica Dunata, dovevano ritornare nel 2020 per la Dunata del centenario rispetto a quello che è stato il primo raduno del 1920. È successo poi quello che sappiamo tutti e ora si può ricominciare, si riparte con 2 anni di ritardo, ma con lo stesso spirito di sempre, e sfilano le penne nere, sfilano tutti verso il sacrario dell'Aiten. Si parte con la memoria, si chiude con la messa al sacrario dell'Aiten, dove riposano decine di migliaia di caduti della prima guerra mondiale, il primo giorno del raduno del terzo raggruppamento, ovvero la Dunata Triveneta degli alpini. Una giornata emotivamente molto coinvolgente, molto forte, non solo per gli alpini ma per Asiago, per tutto l'altopiano. Una giornata che sarà seguita da altri 2 giorni altrettanto importanti.